catch my breath, close my eyes, don't believe a word, things she said overheard, something wrong inside. It's you in a minute, ooh, then you know you're in it. Ah, I've been in love before, I've been in love before. The hardest part is when. Eccoci qua amici telespettatori, si riapre naturalmente la nostra quarta edizione di Strano Amore Siciliano. Questa sarà un'edizione molto particolare, molto curiosa e soprattutto intrigante. Perché? Perché vi ripeto subito che io non sono in Sicilia, mi trovo in Alta Italia. E perché? Perché diverso tempo fa ho intervistato alcune persone che mi hanno detto che praticamente noi siciliani siamo, come dire, molto caldi rispetto alla gente del nord. Per quanto riguarda i sentimenti, quel sentimento profondo che noi perdiamo spesso, l'amore. E allora mi sono posto una domanda, ma sarà vero? E così praticamente mi sono messo in testa di fare un viaggetto, andarmi a prendere un caffè in Alta Italia e ho scelto Bologna. Amici telespettatori, una città bellissima, piena di gente praticamente molto aperta. E allora ho deciso appunto di venire a fare delle interviste su quel sentimento profondo che parliamo spesso, come ho detto poc'anzi, l'amore. Amici telespettatori, proviamo insieme, andiamo a domandare ai giovani che cosa ne pensano, ok? Venite con me, dai. I feel I'm falling apart, 'cause I know I've lost my guardian angel. I'm feeling glimpse of your heart, losing right from the start, no return, and things will never be the same. I feel I'm falling apart, 'cause I know I've lost my guardian angel. I feel the glimpse of your heart, losing right from the start, no return, and things will never be the same. Try to find the words that sure I sympathize, words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. Where are those feelings of my yesterday? Feelings now I have, bring back those better ways. Though I know you wanna turn and flow, I just can't stop and simply let you go. Ed eccoci qua, siamo a Piazza Maggiore, una delle più grandi piazze qui di Bologna, un centro di ritrovo per i giovani bolognesi. E ora qui praticamente il nostro territorio, come dire, di interviste ci daremo da fare. Per cui vedete sulla mia sinistra una coppia di sposi che appunto ha scelto questo bellissimo giorno per colmare il loro sogno d'amore. Let me see you smile once more that special way, warm as summer on a chilly winter's day. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. I feel I'm falling apart, 'cause I know I've lost my guardian angel.
Sì. 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 Fidanzato? No, adesso no. Adesso no. E tu sei fidanzato? No, E tu? Dove è l'altro? È scappato? Eh, Vabbè. E quanto tempo è che siete single? ma io da un annetto circa. Quanti anni c'hai? 15. 15. Tu? circa da quando sono nato. Non sei mai stato fidanzato? No. Davvero? Secondo te per colpirti una donna cos'è che vai guardando? Ma guardo il suo carattere. Il carattere. Sì. La prima cosa. Beh, di solito sì. Anche l'aspetto. Non è che ti intriga magari l'aspetto fisico e Sì, poi... anche quello. No, la prima cosa è naturalmente. l'aspetto fisico. Sì, poi se dopo anche il carattere Il carattere. mi piace così. E come dovrebbe essere una donna per piacere, cioè per attirarti, per farti innamorare? Ma dovrebbe essere simpatica, così dovrebbe far ridere, dovrebbe parlare con me, cose del Dovrebbe avere molto dialogo. genere. Sì. Frequentate le discoteche voi, sì? I No, pub? Le discoteche? No, le discoteche no. No, i pub sì. Sì, alcune volte. Vabbè. Sì, dipende cosa intendi per amore. L'amore sincero, l'amore puro di una volta. Sì, Secondo te? come sentimento, esiste sì. ancora? Sì. Tu sei single? Sì, Sei single. Da quanto tempo? 2 mesi. 2 mesi. Per intrigarti una donna, per conquistarti, che cos'è che vai guardando? Vai guardando più l'aspetto fisico o vai guardando il carattere? Il carattere. Il carattere. L'aspetto fisico non interessa? Anche, ma prevale la È dimensione, relativo, sì, Ah, ah. l'interesse per la persona come valore, come carattere, mi colpisce quello soprattutto. Esatto. Che cos'è che non puoi vedere in una donna? Che non puoi soffrire? E il carattere in generale non mi disturba la superficialità, Cioè molto. che si senta molto... Cioè la incapacità di affrontare un rapporto in maniera seria. Certo. E a me piacciono le persone che hanno una maturità e una capacità di profondità anche del rapporto. Cioè quello che ti colpisce di più è questo. A livello di dialogo, una volta che ho superato la fase di contatto iniziale, sì. Quanti anni c'hai? 34. Come ti chiami? Inti. Buona passeggiata. Grazie. I feel I'm falling apart, 'cause I know I've lost my guardian angel. I'm feeling glimpse of your heart, losing right from the start, no return, and things will never be the same. I feel I'm falling apart, 'cause I know I've lost my guardian angel. I feel the glimpse of your heart, losing right from the start, no return, and things will never be the same. Try to find the words that sure I sympathize. Words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. Where are all those feelings of my yesterday?